Oltre 7.400 nuovi positivi al Covid, mai così tanti, ma il numero di persone ricoverate in ospedale è un terzo di quelle del periodo peggiore della pandemia. In terapia intensiva ci sono 178 pazienti, ricorda il presidente del Veneto Luca Zaia, delle quali l'80% non è vaccinata. E dietro questi numeri ecco la grande difficoltà del sistema sanitario a isolare i positivi, effettuare i tamponi, risalire ai contatti. Ecco perché la proposta di Zaia di rivedere le regole della quarantena trova molti alleati. Faccio appello al governo, ne ho già parlato anche con il ministro Speranza ieri sera, affinché si modifichi il sistema, perché poi in base alle caratteristiche dello scenario va modificato il sistema. Oggi il sistema ci dice che noi non possiamo andare al collasso con i tamponi, perché questo è il vero tema, quando potremmo ad esempio prevedere che i vaccinati non facciano la quarantena. Inoltre è necessario, sostiene Zaia, ridurre il numero di tamponi. Anche questa proposta è stata discussa con il ministro Speranza. La risposta dovrebbe arrivare in breve tempo, mercoledì al massimo. Contatto stretto, che so, il bambino che è in un'aula con un positivo, non ha nessun senso, a mio avviso, che vada a fare un tampone per poi comunque restare in quarantena, per poi comunque fare un tampone alla fine. Penso che dovremmo davanti a questi numeri prenderne atto che è impossibile continuare con questo sistema. Anticipare il booster a 4 mesi dalla seconda dose significa vaccinare 2 milioni di persone entro fine febbraio. La macchina organizzativa del Veneto è pronta e tornando ai tamponi, di questo passo non è detto che se ne trovino a sufficienza in commercio. Reagenti e materiale sul mercato, perché con questa esplosione di richiesta io non so fino a che punto ci sarà un mercato che risponde. Queste in sintesi le proposte di Zaia: mettere in quarantena i positivi, eliminare la quarantena per i vaccinati, partendo da chi ha la terza dose, e quando c'è contatto stretto, senza sintomi, quarantena, forse accorciata, senza fare il tampone iniziale.